Dalla A di Agugliaro alla Z di Zovencedo si allarga il fronte dei sindaci che chiedono al ministro della giustizia Carlo Nordio di non dare vita al progetto del Tribunale della Pedemontana. La seconda lettera, dopo quella presentata a Schio, è stata ufficializzata da una delegazione di sindaci davanti al Tribunale di Vicenza e ormai è mezza provincia, letteralmente, che tira per la giacca il guardasigilli perché il nome di Bassano venga eliminato dal progetto di legge sulla riapertura di una manciata di tribunali soppressi dai tagli di una dozzina d'anni fa. Le carte, secondo fonti ben informate, galleggerebbero da settimane fuori dalla porta dell'ufficio di Nordio, che ha già i suoi problemi fra riforme e scontri con la magistratura. Il momento, quindi, pare propizio per il fronte del no, che con 59 firme di mezza provincia iberica intende mettere il piede nella porta prima che il provvedimento passi in Consiglio dei Ministri. Ma la presa di posizione ha creato una frattura profonda nel territorio che si scopre improvvisamente lacerato fra est e ovest, con una distanza ormai siderale e glaciale fra Bassano e Vicenza. La stessa distanza che si era creata quando, qualche anno fa, la città del Ponte sembrava poter puntare a diventare capoluogo di provincia e poi abbiamo visto come è andata a finire. Stavolta però c'è di mezzo un territorio che di province ne comprende 3, con 500.000 di abitanti e un PIL impressionante. Quindi il peso della faccenda è decisamente diverso, tanto in termini di prospettive quanto in quelli di uno scontro fra territori che si preannuncia inevitabile. Noi, in attesa di avere una dichiarazione nuova dal Ministro e in assenza di una smentita sua o del Ministero su quanto detto addirittura nel giugno del 2023, vi proponiamo quella che al momento resta l'unica, definitiva e certa presa di posizione del Governo rispetto a quanto sostenuto dal fronte del no. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il Ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare questi nuovi.